Altra novità in casa Roma. Dopo l'annuncio di ieri riguardante il prolungamento dell'accordo con Kolarov fino al 2021, oggi arriva un'altra ufficialità, il rinnovo di contratto di Bryan Cristante, che ha firmato con la Magica fino al 30 giugno 2024. Il centrocampista è arrivato nella capitale nell'estate del 2018 e da allora ha totalizzato 5 gol in 54 presenze. Sono contentissimo di aver rinnovato, ha dichiarato il giocatore. Questo è il posto in cui voglio stare per crescere ancora. Mi piace il progetto che stiamo sviluppando, secondo me porterà a ottimi risultati. Molto soddisfatto anche il DS Petrachi, che ha affermato: conoscevo le qualità tecniche di Cristante già prima di venire alla Roma. Una volta arrivato qui ho avuto modo di apprezzarne i valori e la dedizione al lavoro quotidiano. Prosegue in casa Barcellona la telenovela Arturo Vidal. Il centrocampista cileno continua a soffrire del mal di Spagna e spera in una cessione con destinazione finale l'Inter di Antonio Conte. Il problema, come ormai noto da tempo, è la volontà del club catalano, che non ci pensa neanche a perdere Vidal durante il mercato di gennaio. Secondo la testata Sport, la dirigenza blaugrana avrebbe addirittura comunicato al giocatore la propria intenzione, chiudendo la porta verso ogni possibile trattativa. Una situazione sempre più spigolosa, resa ancora più calda dalla denuncia presentata dal giocatore per presunte inadempienze nei pagamenti da parte del club. In ogni caso, nonostante la voglia del centrocampista di cambiare aria alle presunte inadempienze, Vidal, salvo colpi di scena, resterà in Spagna. Per la sua eventuale cessione se ne parlerà a questo punto a luglio. In Spagna si parla di De Ligt. Secondo il quotidiano iberico AS, in casa Juventus si sta vivendo un vero e proprio caso legato al difensore olandese, passato dal giocare il 95% delle partite con l'Ajax nella passata stagione alle ripetute panchine in Serie A. Dalla sconfitta allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio, il centrale non ha più ritrovato il posto nella difesa bianconera. È subentrato nella gara contro l'Udinese, poi panchina a Genova con la Sampdoria, in Supercoppa contro la Lazio e nella vittoria casalinga con il Cagliari. Come sottolinea AS, De Ligt sembra aver perso la titolarità nel reparto difensivo della Juventus e dovrà lavorare per recuperare il posto al centro della difesa bianconera. In totale, l'esonero di Antonio Conte e del suo staff, comprese le spese legali, è costato al Chelsea 26,6 milioni di sterline, cioè circa 31,2 milioni di euro. Questo è quanto emerge dal bilancio del club londinese al 30 giugno 2019. La vicenda tra l'allenatore e i Blues è un po' travagliata. Conte era arrivato a Stamford Bridge nell'estate del 2016 e durante la sua prima stagione aveva condotto la squadra alla vittoria della Premier League. L'anno successivo, nonostante la conquista della FA Cup, la mancata qualificazione in Champions aveva portato all'esonero del tecnico, 12 mesi prima della naturale scadenza dell'accordo. Conte aveva quindi fatto causa al club inglese, che rifiutava di pagargli l'ultimo anno di contratto, accusandolo di presunte violazioni di regolamenti interni. Alla fine il tribunale ha dato ragione all'attuale tecnico dell'Inter, mentre i costi per il Chelsea sono rapidamente lievitati.